Noi in questa iglesia facciamo la festa della nostra iglesia, perché è tanto vero che si può parlare di un'iglesia sola, di un'iglesia universale, ma è altrettanto vero che ogni popolo ha la sua iglesia. Tanto per non sbagliare, o diciamo che anche San Paolo al revelava così. E voi facciamo la festa della nostra iglesia qui, dove che ha fatto la religione cristiana dal nostro paese e dal nostro popolo. E in una giornata come questa, in un'occasione come questa, ho creduto che siete di giusto, vedi c'è che la nostra storia di cristiani e di popolo furlano a podirus in lunedì e in un'occasione di queste fatte. Perché non è un'iglesia qualunque la nostra. Non è una diocesi e poi io manco il grande, o poi io manco il vecchio plantare dal corso dai secoli, ma è una delle eglesi originali di tutto l'Occidente cristiano. E quindi al che varres di Dinus di particolare, io credo veramente che la nostra iglesia è proprio al di originale di Dio. I nostri vescovi e dopo dal VI secolo patriarchi hanno ieri come vescovi e sono stati anche i capos politici del nostro popolo. Che non è una roba qualunque, è una roba che storicamente e nos dice una grande roba. Io credo che vuol dire che roba qui. La Iglesia Carinò, la Iglesia in Friuli non si è mai tirata le bande delle robe che interessavano in che mondo il suo popolo. E ha sempre rischiato. Qualche volta anche non le ha indovinate, ma però non si è tirata in bande e col pretesto di mantenere i mondenete di non sporcarci le mani, la nostra iglesia non si è tirata di bande dal suo popolo, ma se vuole e verrà rischiato di fare qualche guerra di cui dice che strumentale, ma per difendere il suo popolo le ha fatte. Allora bien dire di voi, perché col pretesto di mantenere la Iglesia pure e sono in massa di voi anche chi di noi copianti che altri che vengono a dire che la Iglesia non ha impacciati falso popolo e deve impacciarsi perché se non si impaccia le vicende del suo popolo quanto sono difficili, quanto è facile che le capisci malamente. Non convente che si impacci quando non lo può, quando qualunque le buone di aiutare il suo popolo, che si impacci in che occasione? E non state pure che in questa maniera e si viene qui a insegnare che la Iglesia vede che fa il puesto che altri, il puesto politico, no. La Iglesia di fare le robe che conventano per il suo popolo con un parce, con un motivi differenti che lo fa un politico, ma non fa di manco di fare le robe. E a rifare spavenando come parlava Agostino, la media roba che la balinata di giovani perché splace sculini furti queste iglesie, Agostino dice che la iglesia rifà le robe sburtate dall'amor di Dio, non dall'amor di questo mondo, ma la rifà le robe. No, fa di manco di fare, perché si rischia così. Seconda roba che mi pare che la nostra storia di Dinus è questa, che noi popolo poblano siamo nasciuti, cresciuti, tira su dai patriarchi di questa iglesia, che si può fare date precise, e sono i patriarchi dal mille in poi che hanno creato il nostro popolo. E sono loro che ci hanno dato la nostra originalità
di vivi, di lenghe e di prea. In particolarmente proprio vivude partirano su e danno che il timbro di vite, che il timbro di faverà convinto. La nostra Iglesia non è stare un'Iglesia qualunque, è stare che non sa tirare su come può. E alle via il Dio che sta, dopo che finalmente il Papa di Roma polacco e si è vantato di essere polacco, e alla dite che è stata l'Iglesia che ha salvato e che ha tirato su e che ha nutrito il popolo polacco. Gambino di polacco mette i furlan e alla dite c'è che ho intinte di lì alle giusti che ne roba del genere. No furlan se l'avrei imparato voi li santi a blasfemare, ma vi imparato a provare. No furlan se si diventasse un popolo là che per poco steti satense maniere come Vavelin o Vavelin nevore di volte sdoprando l'engaccio che si dopra inglesi e territori. La nostra vita è segnata dai calendari dei santi. O vivingi a sintin las robes il ciclo de nostra vita de nascite e morte, de nascite al matrimonio e morte, tutte le occasioni di vita, o le celebrino simbolici celebrate se no inglesi. Per noi, la nostra Iglesia è stata una mare che nos ha insegnato altro. È stata una mare che nos ha dato un colore del museo. È stata una mare che nos ha insegnato. E si vantino. E come con tutte le mari, o saremo qualche volta anche buoni di mangiare di rispetto, ma in fondo il popolo furlano all'ulbella la sua Iglesia, par fino ai suoi preti. Fra la Iglesia di Aquileia e il popolo furlano è una roba che si è passata di qua e di là. Uno l'ha influito perché altre ha influito sul nostro popolo. E questa è la chiarcia roba che vuoi dire, sono i momenti di decadenza del nostro popolo e coincidono con che sono venuti a comandamenti ecclesiasticamente e civilmente in che non aveva il nostro timbro, in che non era marcato come noi, in che voleva insegnanza vivi e qualche volta persino favelà differente, dice Pavalino. E come ora sai che stai per i miei colleghi sprega. E immaginai che vorresti mi pensare di che i preti, e come diceva il celebrante, di che i vescovi, che si sono dismentati per intrecciare un popolo, per tenere un conto, per mantenere la fede in un popolo, si deve chiamare un falso verso. C'è mucalette sovite, non imponi un muti vivi differenti che il calà, un muti sinti, un muti prea, un muti capisci differenti. Non si fa pastorale né di preti né di vescovi, se non mettinci d'accordo e mettinci in simpatia, in sinfonia, con la vita, col muti vivi, col muti crodi, col muti prea, col muti intir di dare un significato all'esistenza del proprio popolo. Non si salva il furlan, se no continua a pastorare furlan. Non si ricostruisce più, se no con una chiesa e con un'iglesia furlane, non moderne, e neanche antiche, furlane. E non si quartilo inglese imponente, mudi prea, o musi, assisti, o di chiantà, o in qualunque altra manifestazione religiosa che si può fare in inglese, che non sia finestre, nasce chi. E si diventa migliore approfondendo le robe, capendo profondamente, fin da volte le robe non cambiano, non mettendo i vestiti che altri. E finì, o mi lasciai Dio le robe, che te letture scovivate in questo mese e ieri da capo, da insompite mai da qui, la parola coraggio cadino a covente.
e accoventate i nostri svons per i disastros che hanno avuto in te loro esistenze e nos conventen a noi di voi coraggio per poterla in delante. Coraggio che non vuol dire come per superare le prove che non sono capitate stare a noi comprendendo incomprensioni di là, ma coraggio non scovente s'avvisa per te, perché che a chi la ven qualche volta e ti ven la disperazione, tal pensare, tal vioni, c'è tante robe che vanno come disfarinsi, che vanno come pierdinsi, qualche volta ti ven l'avvilimento, perché tu vioni che dai capo, religioso, oltre che civile, qualche volta non capisci c'è calcovente e c'è che molti vorresti incapiti, grandi sans fondatori della nostra Iglesia, per passare. In che volte al covente il coraggio? Allora il coraggio di vero, quando tu sei stentato di buttare le domande e di dire alle dubbi va. Allora in che volte? Al covente tegni duro come sempre. E vi ho da lei che il tegni duro, come diceva il Vangelo, rischia di salvare la nostra vita di popolo pulì sulla terra e la nostra vita anche che religiose e eterne, perché con Dio Lui ha la pazienza con noi, ma anche noi con Lui, perché in generale a Lui le orelle massevine per sentirlo e perché di solito non l'ha mai premure. Arriva con calma, sicuro e al salvo. Però ho scoglino che gli presenta una roba da genere un piccolo popolo come il nostro. Se fossero di 50 milioni di abitanti, non commenteresti di che sono. O sing lì attorno di 1 milione. E anche qui mi torna a tagliare l'immagine di Papa Wojtyla, che proprio alla nominare tutti i popoli che vive intorno ai polacchi, tutti i popoli slavi, poi piccoli, anche che hai fatti 40-50 mila di loro. Nominando, sottolineando il nostro. E non state di smentirsi una preghiera, anche perché i nostri vescovi acchiappi il coraggio, se non lo hanno, che lo chiappi, caprei perché Dio ora al dentro, e che noi di loro ospitino un segno di coraggio. O volin veglio in testa, non volin che non svegli da uno, o volin poter lauda.